Oh, ciao. Io e il papà parlavamo proprio di te, sai, e volevamo chiamarti. È arrivato il baule. Sì, però Meno male, pensavamo che non sarebbe arrivato in tempo per il trasporto. Ma tu non sai niente. Il papà ha ancora male alla schiena. Lui non voleva, ma l'ho fatto vedere da un dottore. Ma non guarisce, sai. E io, da quando mi sono rotta il braccio, povera me, ce l'ho ligato già da 40 giorni. Perché non me lo sono rotto. Me lo sono iscancarato. E adesso ti passo babbo che ti vuole salutare. Ciao, poi ci sentiamo. Sì, mamma, ciao, ciao. Vittorio, Sì. c'è Margherita. Vengo. Ciao, Ciao, mamma. Ciao bambina, come va? Bene, papà. Come sempre. Che cos'è, il sesto o il settimo? No, è il nono. Ah già, sono rimasto indietro di due io. Ma dai. Senti, il trasloco come va? Come gli altri. È solo un po' più ricco, perché? Sembra differente. Non lo so. Che ti fermi stavolta? Vittorio. Credo di sì. Sarebbe quasi ora, no? Alla mia età. Certo, allora Paolo gli è quello giusto. Ma ti pare che sono domande da Sei fare? sicura? È il migliore questo. Perché? No, perché mi sembra che lo stia adoperando a differenza degli altri, sai? Papà, e da quando ti interessi dei miei uomini? Io non mi interesso dei tuoi uomini, io mi interesso di te. Ma non me ne sono mai accorta. Ma papà, Paolo è un uomo che tutte le donne vorrebbero avere, sai? Non mi fa mancare niente e poi mi rispetta ed è anche un ottimo lavoratore. Una sporca in casa, sicché non gli manca la parola, insomma. Ma insomma, E lasciala ho in 40 pace. anni. E poi se ho scelto Paolo starò bene, no? Sì, è un teso. Senti, i mobili, l'ha scelti? Come sono, ti vanno? Sì, sono bellissimi. L'ha scelti bene? No, veramente non li ho scelti io, li ha scelti Paolo, sì. E ha scelto anche le tappezzerie? Sì, anche le tappezzerie le ha scelte Paolo. Pure i camerieri? Sì, anche i domestici li ha scelti Paolo. Meno male detto ha scelto Paolo. Mi stanno chiamando, sai. Devo andare, mi dispiace. Ti devo lasciare, ci sentiamo, eh? Ciao. Ciao. Ma, speriamo si faccia furba la tua figliola. Ma anche papà era un principe azzurro Sì, lo è stato una volta. e ora non lo è più. Perché? Perché? Perché i principi azzurri sono azzurri solo quando si è giovani. Ah, ho capito. Poi invecchiano. Aspetta. Poi invecchiano e gli vengono i capelli grigi. Sì, cara, adesso però devi sbrigarti, se no fai tardi a scuola. Ci vediamo oggi. Se mamma può, ti compra un angioletto da mettere nel presepe. Sei contenta? Buona giornata. Ciao. Ciao. Che Natale! Mi è venuto una fame a vedere tutto questo ben di Dio in tavola. Ti credo, si sentono certi profumi. Più passa il tempo, più ti fai bene. Anche tu sei sempre Una volta la tua zia era la più bella di tutte, se no mica la No, tu invece, bruttino aereo, e tale sei rimasto. L'ho sempre detto. Quell'Edoardo non mi è mai piaciuto. E ora, cosa conti di fare? La prossima telefonata che farai, mi sentirò dire che stai con un altro. Smettila di perdere tempo, Margherita. Gli anni passano per tutti. E anche con quella musica. Cercati un lavoro serio e fatti una posizione. Stai tranquilla, mamma. Ma che tranquilla, tranquilla. Con te c'è proprio poco da stare tranquilli.